Friuli Venezia Giulia è anche tradizione nella distillazione. Oggi siamo qui, a Ronchi di Percoto, circa una decina di minuti da Udine, ospiti di una famiglia che non ha di certo bisogno di presentazioni. Una famiglia che ha portato l'innovazione nell'arte della distillazione, mantenendo la lavorazione al 100% artigianale e che ha segnato la storia della grappa italiana. Bentrovata Antonella Nonino. Bentornata Lara, benvenuti a tutti. Qual è il segreto della famiglia Nonino? Segreto, ci dedichiamo all'arte della distillazione dal 1897. Cristina, Elisabetta ed io siamo cresciute in mezzo alla vinaccia, ci siamo innamorate di questa veramente straordinaria arte che ti permette di estrarre dalla vinaccia un nettare straordinario, la grappa, e siamo proprio qui nella cantina, in una delle nostre cantine invecchiamento. Ecco, mi piacerebbe farti proprio assaggiare questa splendida riserva che è conservata sotto sigillo e controllo dell'Agenzia delle Dogane e che puoi vedere ha un colore straordinario, un colore naturale, e l'arricchimento deriva proprio dall'invecchiamento della grappa in piccola botte, in barrique. E questo colore ambrato e dorato e questi profumi di pasticceria, di spezie, di cioccolato che la rendono veramente straordinaria. Ecco, ci dedichiamo proprio perché anche tutta l'innovazione legata a quello che è l'invecchiamento, un invecchiamento che si tramanda in famiglia, perché già il nonno invecchiava in Wisinare, in ciliegio selvatico, una grappa straordinaria proprio perché il Wisinare è del Friuli, è tipico delle regioni della nostra zona, del Friuli, ed è molto affascinante vedere come la grappa invecchiando e stando a contatto nella barrique con il legno si arricchisce e addirittura enfatizza tutti i suoi profumi arricchendosi di nuovi. Siamo in distilleria, nella sala degli Alambicchi, in compagnia di Cristina Nonino. Cristina, qual è la rivoluzione del mondo della grappa? La rivoluzione è quanto fatto dal papà e la mamma nel 1973, che capiscono quanto possa essere veramente importante per far assurgere la grappa da Cenerentola a Regina dei Distillati, distillare in purezza le vinacce di un solo tipo di vitigno, e per questo scelgono le vinacce dell'uva piccolit, che è l'uva più rara, prestigiosa, preziosa della nostra terra, il Friuli. Però per realizzare una grappa senza uguali è fondamentale ottenerla attraverso una distillazione rigorosamente artigianale a vapore, ed è quello che stiamo per sperimentare adesso nel nostro tempio della distillazione, come ormai è definito nel mondo. 66 alambicchi discontinui artigianali a vapore che distillano in tempo reale le vinacce appena svinate e fermentate, e oggi stiamo per distillare, ed è il primo giorno in cui avviene, le vinacce dell'uva Chardonnay, proprio della nostra terra. Senti il profumo, Lara? Sembra di essere in una pasticceria, guardate la morbidezza, la ricchezza di queste vinacce ancora morbide e ricchissime dei polifenoli, che sono quelle sostanze che daranno poi la caratterizzazione in termini di profumi e di sapori alla grappa monovitigno Chardonnay, appunto. L'azienda fa parte della Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia ed è visitabile per piccoli gruppi. Finalmente è arrivato il momento dell'aperitivo, in compagnia della famiglia Nonino. Evviva! Vi aspettiamo! Evviva gli amici! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo in Friuli Venezia Giulia. Grazie.